Da 2 mesi a Favara non è stato possibile conferire l'umido durante i giorni previsti dal regolare calendario della raccolta differenziata in città, ma dopo settimane e settimane di stop, da domani, sabato 19 ottobre, si ritornerà finalmente a ritirare l'umido. L'ordinanza che ha vietato il conferimento della frazione organica risale allo scorso 19 agosto, con ulteriore proroga i primi di settembre. Ad annunciare la ripresa del servizio è l'amministrazione comunale. I cittadini favaresi potranno quindi esporre l'umido la sera o durante le ore piccole, e questo verrà poi ritirato al mattino dai dipendenti delle ditte che si occupano del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I cittadini sperano che non ci saranno più disagi nel servizio dei rifiuti e che non dovranno più tenere a casa questo tipo di rifiuto spesso maleodorante. Il calendario ritornerà alla consueta programmazione: lunedì si ritira l'organico e i pannolini e pannoloni, martedì plastica e metalli, mercoledì il secco residuo, il giovedì i favaresi possono liberarsi del vetro, dell'organico, dei pannolini e dei pannoloni, venerdì si ritira carta e cartone e il sabato infine organico, pannolini e pannoloni.